Amici bellini, come era prevedibile, è stato un martedì pazzesco. Se vogliamo, i colpi più clamorosi sono avvenuti all'estero, perché insomma Griezmann che si muove, Camavinga, cose che succedono in Spagna strane, ma a noi interessa l'Italia in questo momento, quindi sono molto... abbiamo un problema, i famosi problemi grossi. Cominciamo, così ve lo spiego. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, questo è un video tosto, un video tosto dove veramente nei vostri commenti avrete tutti ragione, io ho ragione ma ho anche torto, e veramente sarà complicato dare un giudizio finale decisivo. Benvenuto Dumi Onica, o benvenuta, non saprei, Dumi, dammi e comandami, iscrivetevi al canale, tutti nuovi, benvenutissimi, iscrivetemi un commento, sono nuovo. Eccomi perché dici che è sempre martedì, perché è proprio così, perché Valerio Fluido da New York va in difficoltà con i fusi orari, non dorme, scrive canzoni. A proposito, sneak peek. Sì ragazzi, è stato veramente un martedì pazzesco, cioè andare a registrare così, trovare poi anche posto di parcheggio la notte, veramente è stato un martedì incredibile. Ma parliamo di calciomercato, perché si è chiuso ieri con gli ultimi botti. Ovviamente i colpi clamorosi sono stati probabilmente quello di Caputo che va dal Sassuolo alla Sampdoria perché non si prendono Petagna, Zaccagni alla Lazio che è comunque un colpaccio. Poi andiamo a vedere se ci sono delle cose insomma più rilevanti, ovviamente considerando le grandi, perché ci sono stati dei colpi anche delle piccole, per esempio un Keita Balde che finisce al Cagliari è una cosa importante, finisce al Cagliari, no, perché non vorrei dire stupidaggini, perché sono successe del Brecalo che va al Torino, per dirne una, ma noi ci dobbiamo soffermare molto sulle prime sette, le famose sorelle, si va al Cagliari. Allora ragazzi, sapete il problema che io individuo qual è? Poi vi darò il giudizio finale sul Napoli, sul mercato del Napoli. Io non amo dare i voti, però devo dare un giudizio, devo fare, ecco, con voi io voglio fare un ragionamento, perché poi il ragionamento ci porta alla discussione e voi dici sì, ma tu dici questa cosa, io la vedo diversamente e mica ti posso dare torto. E se mi dite per esempio quello Anguillà e Mancino, io là vi devo dare torto, ma non voi, perché voi l'avete visto bene, chi lo ha detto in passato. Ma per quanto riguarda le opinioni veramente è complicato. Il problema che io individuo è che le due squadre che sono partite male quest'anno, le prime due giornate, ovvero l'Atalanta che la prende per i capelli la prima partita, anche noi l'abbiamo presa per i capelli, diciamoci le cose come stanno, prende per i capelli un po' di mazzo, ecco, l'Atalanta un po' di mazzo e poi frena sulla seconda partita, la Juventus che frena subito e poi perde addirittura con l'Empoli. Sono due squadre fortissime. Perché? Perché la Juventus, nonostante un mercato insufficiente, perché credo che tutti i juventini mi possano dare ragione, è un mercato insufficiente quando tu hai speso tutta l'estate per poter arrivare a Locatelli, alla fine ce l'hai fatta, però alla fine è venuto meno Ronaldo e probabilmente Keane non basta come sostituto anche a livello mentale per la piazza. Però si parte da una base che è ottima e che probabilmente l'anno scorso ha pagato lo scotto di un allenatore che non era ancora pronto per una piazza così importante. Senta dire che Allegri comunque ha messo Danilo a centrocampo, cosa che io non sopporto, ma evidentemente è uno di quei momenti, è un ruolo chiave, ecco, è uno di quelle cose. Non riesco a parlare perché sono molto stanco, ma questo video arriverà fino alla fine, credetemi. Insomma, la Juventus parte male, però la squadra ce l'ha, e quando dico che la squadra ce l'ha, noi possiamo anche individuare i punti deboli che probabilmente sono ancora a centrocampo, perché Arthur non dà garanzie, perché Rabiot va mentalizzato nel nuovo sistema di Allegri, perché Bentancur è molto criticato, perché Locatelli è sicuramente un giocatore di livello, ma deve ovviamente deve fare lo step successivo da grande campione. Dopodiché però un attimo, è perché in difesa hanno comunque il signor De Ligt che è sempre importante, Quadrado è sempre decisivo, Alex Sandro se sta in forma è un signor terzino, Szczesny l'ho preso
preso io al fantacalcio, quindi probabilmente qualche gol lo prenderà, ma giù l'ho preso per la scaramanzia inversa. Però in attacco, se partono con Dybala, Chiesa, Morata, Keane che comunque è fortissimo, giovane che esce dal fuoco, e se poi ti guardi in panchina e c'hai comunque un Kulusevski che puoi usare, insomma ragazzi, hanno gli specialisti, hanno quei giocatori che possono risolvere la partita anche quando tutto ti va male, e questo, io per questo individuo la Juve sempre un pericolo costante, è una squadra che sa come recuperare le difficoltà, insomma la Juve non si può escludere. L'Atalanta che è partita male, l'Atalanta ha fatto uno squadrone, perché se poi voi andate a vedere tra acquisti e cessioni, hanno perso Romero, va bene, però hanno messo Demiral che comunque viene dall'esperienza della Juve, bisogna vedere che tipo di impatto avrà, ma a prescindere è rimasta la difesa che comunque ha fatto bene l'anno scorso con Toloi, Palomino, Jim City, poi hanno aggiunto Lovato che è molto interessante, hanno preso anche Pezzella e quindi la difesa è così, è rimasto Gosens, a destra hanno aggiunto Zappacosta, in attacco hanno sempre Zapata, hanno sempre Muriel, hanno messo a centrocampo Koop Meiners, signori miei, questo è uno squadrone, Malinowski che comunque adesso conosce anche meglio il campionato italiano, io mi faccio aiutare anche un po' dalle grafiche perché altrimenti qualcosa va a finire che me la scordo, però vedi, Musso in porta è secondo me uno step in avanti rispetto a Gollini, De Ron quando tornerà comunque sarà titolare, Freuler, Pessina ce l'hanno sempre, insomma ragazzi l'Atalanta è uno squadrone, cioè non possiamo considerare l'Atalanta indebolita perché hanno perso Romero, veramente non si può. Poi se mi dimentico qualcosa voi mi direte sotto nei commenti perché sicuramente dimenticherò qualcosa. Andiamo all'Inter. L'Inter è verissimo che tutto quello che hanno perso è importantissimo, però nel momento in cui Inzaghi si presenta con un 4-0, nel momento in cui il nuovo acquisto Correa si presenta con una doppietta e se Perisic continua a voler fare il terzino, vanno bene loro. Se Perisic dovesse rilassarsi un attimo, il terzino sinistro di riserva è Di Marco e fermi tutti. Capiamo che impatto avrà il nuovo terzino destro perché Dumfries deve fare il campionato italiano per la prima volta e va bene. La difesa è sempre rocciosa, l'unico dubbio che hanno gli interisti è su Handanovic che oramai ha la sua età, ma Handanovic comunque qualche partita te la risolve con le sue parate, anche pararigori, e in avanti con Lautaro hanno aggiunto Dzeko, hanno aggiunto Correa, è chiaro nessuno avrà lo spessore di Lukaku, però si possono anche dividere i gol con i centrocampisti perché è arrivato Çalhanoğlu, c'è Barella, c'è Brozovic, c'è Vidal, c'è Sensi, attenzione c'è tanta qualità nell'Inter e può essere pure che con Inzaghi giochino un pochino meglio, attenzione all'Inter. Il Milan ci può portare dei dubbi, sono molto sfiduciati alcuni tifosi del Milan perché comunque dopo aver perso Donnarumma e Çalhanoğlu hanno sostituito con un buon portiere sicuramente, a centrocampo forse ancora sono nel dubbio perché hanno il caso che sì, hanno ripreso Bakayoko, quindi questo potrebbe non andare a loro favore, ma non credo che sarà titolare perché dipenderà poi dagli infortuni, ma i titolari sono che sì, Benasser, Tonali che sta crescendo e poi c'è Bakayoko eccetera eccetera, ma hanno preso anche Messias che può giocare nella zona di Diaz oppure anche un po' più indietro, e in attacco hanno messo Giroud che a me non fa impazzire, che però ha avuto un buon impatto. Insomma il Milan, ancora una volta io guardo gli allenamenti di Ibrahimovic e non mi sembra vero quello che Ibrahimovic fa in allenamento, è una roba incredibile, e quindi se quella situazione funziona là il Milan è temibile. I dubbi restano, ma sono dubbi più dei tifosi proprio del Milan che conoscono dentro e fuori le situazioni, più una situazione societaria in prospettiva, un po' come noi. Dopodiché ci sono le due romane da considerare che sono partite benissimo anche loro, perché Mourinho, c'è il dubbio, allenatore bollito, tutto quello che volete voi, però è uno che prende la piazza, la rivolta come un calzino, sa come comunicare, sa come attrarre l'attenzione su se stesso. La piazza di Roma è proprio una di quelle piazze terribili e Mourinho è proprio l'uomo adatto per contrastare questa cosa qua. Dopodiché se perdono Dzeko e mettono dentro questo Abraham, non credo che abbiano perso molto, anzi è un giocatore più giovane, più svelto, più sveglio, e poi dietro hanno comunque Majoral e il nuovo
quindi non sono scarsi in attacco sicuramente. Ci sono sempre gli altri, c'è Mkhitaryan, c'è Zaniolo, c'è El Shaarawy. Ragazzi, la Roma è veramente una squadra, Veretout è una squadra importantissima, hanno preso loro un terzino sinistro quando Spinazzola si è fatto male, il nuovo portiere potrebbe essere un'incognita, però la Roma insomma conferma la difesa e questa è la Lazio, paura assoluta per la Lazio. Perché? Perché è l'unica cosa che si poteva dire, magari con Sarri si devono un pochino adattare con il nuovo modulo, la difesa, ecco, la difesa può dimostrare delle lacune perché pronti via un paio di gol nelle 2 partite l'hanno presi, però poi si sono presi il pallone e a raffica sono andati a pareggiare e a battere le avversarie. Tutte queste squadre che vi ho raccontato ovviamente si dovranno confrontare presto con gli scontri diretti e lì si capirà un pochino di più. Però io insisto su un discorso che può essere opinabile: questi campionati molto equilibrati si decidono con le piccole, devi vincere tutti gli scontri diretti, ci toglieremo punti tra di noi, perché il Napoli vince con la Roma per esempio, ma la Roma può perdere con la Lazio, che può perdere però con la Juventus, che può perdere con l'Inter, che può perdere con il Milan, la Roma poi batte quella, insomma, perché poi è successo anche l'anno scorso, tranne la Roma che ha perso quasi tutti gli scontri diretti, però così è successo anche l'anno scorso. È con le piccole che tu devi fare la differenza e non steccare mai ed essere forte mentalmente, perché con le piccole è solo una questione mentale, approcciare bene la gara, un po' di mazzo e poi le devi battere perché sei più forte anche con le riserve. Arriviamo al Napoli. Ovviamente le dolenti note sono che, non avendo cambiato niente, noi sappiamo dentro e fuori quelli che sono i limiti che la squadra ci ha mostrato l'anno scorso. Qualche limite di questo si può ovviare con l'esperienza di Spalletti, spero, e mi riferisco al turnover, al non spremere certi giocatori chiave troppo, perché poi magari arrivano alla partita decisiva spompati che non ne hanno più. Mi riferisco ad Insigne, mi riferisco a Di Lorenzo, allo stesso Koulibaly. Arriverà un momento in cui si può lasciare Koulibaly in panchina, si deve fare, altrimenti proprio mentalmente arrivi scarico e non può essere. E questa è una cosa. Dopodiché è chiaro, avremmo tutti voluto un terzino sinistro e non è arrivato. Si era capito, io per questo non sono nemmeno più avvilito, perché avevo capito che oramai quello era l'andazzo, che non c'era nessun Emerson Palmieri, che quando arriva Juan Jesus che è mancino e si può adattare, il Napoli farà di necessità virtù con Mario Rui, in attesa di Thuram, speriamo quella bella mamma del Carmine, in attesa di Thuram ci siamo affidati comunque a Malquit come vice di Lorenzo, e se Di Lorenzo si può spostare a sinistra, Malquit a destra, e se tutto succede la moria dei terzini adattiamo anche Zanoli da una delle parti. Questo era e questo sarà. Il Napoli sta in ristrettezze economiche, lo abbiamo capito, e qui la questione del terzino sinistro non si risolveva. Avevamo la paura di perdere Koulibaly, abbiamo avuto la paura di perdere Manolas, non si è mai parlato di Rachmani perlomeno. Koulibaly e Manolas sono rimasti benissimo, speriamo che facciano un ottimo campionato, perché tutti questi giocatori sono in grado di fare la differenza se fanno un ottimo campionato di prestazioni continue. Se non lo fanno, anche Koulibaly può essere un giocatore che era meglio che ce lo vendevamo. Questo è col senno di poi. Questa è la questione di difesa, sempre l'incognita portiere, ma questo è un ripetersi che non voglio ripetere più. Centrocampo, il nodo importante di questa squadra con Spalletti sarà il centrocampo. Si era partiti con l'idea del 4-2-3-1, subito accantonata, credo un po' per l'infortunio di Demme e anche forse per le caratteristiche di Fabian, insomma di Zielinski, che Spalletti sta imparando a conoscere. Li preferisce evidentemente mezzeali, non li vede a fianco a Lobotka nel centrocampo a 2. Però arriva finalmente un giocatore che dagli highlights sembra interessante, perché Anghissà, capitone, insomma, sembra un ragazzone con tecnica e gamba, e speriamo che abbia un ottimo impatto. A me piace al punto che lo metterei direttamente in campo nella prossima partita con la Juve, solo che sappiamo Coppa
Coppa d'Africa, qualificazioni eccetera eccetera, tornerà il 6, quindi poi il 6 gioca, scusatemi, quindi tornerà l'8, quindi dobbiamo vedere in che forma starà, però almeno si è fatto, e nella paura mia che non si faceva nemmeno un centrocampista io devo essere soddisfatto che comunque il Napoli ha fatto l'operazione giusta, cioè 600.000 euro di prestito e poi c'hai il diritto di riscatto che non è un obbligo di riscatto, è quello che era la paura, avevate paura, cioè avere l'obbligo del riscatto, vai a mare con tutti i panni e fallisci, questa è la situazione che ci hanno presentato, non so se è vera, se si fallisce. Ma questa è, di conseguenza passiamo all'attacco dove fino all'ultimo abbiamo avuto l'assalto del Milan su un asse e sarebbe stata una cosa sbagliata proprio anche rinforzare una tua avversaria. La questione Petagna che si risolve poi con la Sampdoria che vira su Caputo, detto tra di noi, io avrei ceduto Petagna alla Sampdoria e avrei a quel punto preso Caputo, ma proprio senza proprio problemi, è meglio, più svelto, più gol nelle gambe Caputo. È andata bene alla Sampdoria, è andata bene però a questo punto anche al Napoli, e vi dico di più, nel momento in cui Petagna resta, se la squalifica non la tolgono ad Osimhen contro la Juventus, Petagna deve partire titolare, ve lo dico chiaramente, per una questione psicologica anche, perché se Petagna era convinto di andarsene, era con un piede più là che di qua, se lo mandi in panchina un'altra volta con Osimhen e Mertens non disponibili, rischi comunque di tenertelo un po' in sofferenza, e invece ha segnato, è in fiducia, ha chiesto di avere più minuti, dovrebbe partire titolare con la Juventus. Dopodiché hai sempre i vari ricambi, gli metti Insigne vicino, Lozano dall'altra parte, c'hai Politano, puoi fare entrare un ass che a questo punto diventa un ricambio importante per il Napoli. Signori miei, il voto è tra il 5,5 e il 6,5 e questo oscillerà per tutto il campionato. Perché? Perché se Fabian fa il suo campionato in crescendo, benissimo, altrimenti bisognava venderlo, ma se non sono arrivate offerte come fai? Il mercato, il Napoli lo subisce, non lo fa. Benissimo, tutti questi giocatori che sono in bilico, il ritorno di Malqui, il ritorno di Unas, il nuovo Lobotka, il terzino che si deve sempre adattare eccetera eccetera, queste situazioni sono quelle che sposteranno l'ago della bilancia. Serve un po' di mazzo, serve che quelli che invece sono i punti fermi non ci vengono meno, nel senso Insigne, ma improvvisamente sta pensando al contratto, no, Osimhen deve fare il ragazzo serio e deve segnare a raffica, Politano e Lozano si devono alternare ed essere sempre belli sulle spine, ma gioco io, gioco io. Tutto importantissimo, tutto in bilico, per questo io dico che serve questa cosa qua e che non c'è niente da fare, serve un mazzo così perché altrimenti non ne usciamo, perché tutte le squadre hanno dei punti di forza e dei punti deboli e c'è un equilibrio pazzesco secondo me tra queste 7, come c'è stato l'anno scorso. Non sono avvenute grandi rivoluzioni, qualcuna si è forse più indebolita, qualcuna si è rinforzata, il movimento all'interno dello spogliatoio per me fa bene, cioè è meglio che si muova lo spogliatoio rispetto a rimanere con tutti bloccati, perché già sappiamo quali sono i limiti, qualche nuovo innesto mette un po' di pepe anche agli altri, purtroppo non si è potuto fare, abbracciamoci questa croce e adesso tifiamo per il Napoli, perché esiste la critica, quella là inutile, dobbiamo comprare Cavani, dobbiamo comprare Haaland, queste sono le critiche inutili. Dopodiché c'è la critica costruttiva che per esempio dice ma possiamo fare un pochino meglio i social, possiamo dare uno sguardo al settore giovanile così cresce il fatturato, queste sono le critiche costruttive. Dopodiché ci sono le critiche a prescindere e le critiche a posteriori, vanno bene tutte, però in questo momento non servono, perché la stagione è cominciata, i giocatori guardano i social, noi ci lamentiamo, i giocatori si deprimono e quindi così, quindi piano piano, è un discorso che faccio anche a me stesso, devo stare attento quando Fabian perché quello mi vede, mette il dislike probabilmente è di Fabian ed è anche colpa mia, ma forse sono tutte stupidaggini, i ragazzi sono mentalizzatissimi e hanno intenzione di raggiungere questo quarto posto senza dubbio. Pensate un po' che siamo arrivati a 20 minuti di video, era importante, era evidentemente importante. Se l'avete visto tutto non solo siete i miei eroi, ma sotto metterete hashtag Messico86, cominciamo a far girare l'hashtag perché ne sentirete delle belle. Da New York Valero Fluido è tutto, mi ero scordata? Sì.
quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. Arriviamoci. No, già ci Devo sei cliccare arrivato. sopra la cosa così, Ci poi sei cliccate arrivato sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Non sei poi più. dovete praticamente Basta, fare basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io poi non caffè. mi ricordo come mi chiamo.